Io con i tifosi non avevo nulla, ho detto quella frase sui tifosi perché per fare capire ai tifosi che non avevo nulla, né contro la maglia né contro la città, la mia città, cioè addirittura. Io avevo soltanto il fatto che la dirigenza di allora dava a tutti un qualcosa, un premio diciamo, che li pagava. E a me che avevo chiesto e davo veramente tutto per quella maglia, ero pure il capitano, il vice alcune volte, non mi era dato soltanto un rimborso spese. E quindi la mia rabbia fu quello innanzitutto, perché davano soldi a persone che erano straniere. A me fece rabbia soprattutto quello, da palermitano. Ma tu pensi che sia un malcostume quello di dover scommettere su giovani che non sono palermitani quando invece magari Palermo riesce a produrre comunque elementi che possono tranquillamente giocare anche in campionati professionistici e dire la loro? Sì, io penso di sì, perché se si guarda nel proprio vivaio, allora c'eravamo 4-5, mi metto pure io perché diciamo che ero pure un punto fermo di quella primavera, come dicevano i mister di allora. C'eravamo io, Prestia, che non ci hanno puntato più su Prestia, e su Vassallo, San Severino, questi giovani, Bollino, questi giovani potevano pure benissimo trovarsi ora in Serie B col Palermo. Per me si sbaglia a non puntare sui giovani del proprio vivaio. Personalmente sta andando bene perché mi sto togliendo alcune soddisfazioni, pure quelle di segnare della nazionale di Lega Pro. Siamo una grande famiglia, oltre che una grande squadra, però i risultati ci remano contro. Siamo stati un po' sfortunati in qualche 5-6 partite, è stato un peccato buttare le partite dopo l'85esimo, prendere gol sul pareggio oppure una sconfitta. Sto facendo bene qui, mi trovo bene con questa squadra, con questa società e col pubblico soprattutto. Quindi spero di arrivare lontano col Messina, abbiamo dei progetti insieme al Messina, quindi spero sempre di ritornare, ripeto, di arrivare lontano. Speriamo nel progetto della B come abbiamo preannunciato e vedo lì. Poi il futuro spero che sia soddisfacente e ambizioso come mi sto immaginando e come mi sono messo come obiettivo. Il Palermo lo guardi ovviamente da tifoso e quindi la prospettiva è quella di festeggiare a giugno probabilmente una promozione. Secondo te il Palermo è davvero la squadra che può ammazzare il campionato, così come si dice? Io penso che il Palermo abbia la rosa, non solo gli 11 titolari, ma la rosa proprio completa per arrivare in Serie A di nuovo. Quindi i tifosi possono stare tranquilli che il Palermo arriva di nuovo in Serie A. L'unico antagonista, ti ripeto, è il Palermo. Solo loro possono perdere le partite, solo loro.